Tecnico-scientifico a Roma decide il passaggio in zona arancione di Abruzzo, Umbria, Basilicata, Liguria e Toscana. Ancora verifiche sulle altre, tra le quali il Veneto, che per ora resta giallo. Ospedali sotto stress, ma vie e piazze sono piene, soprattutto di domenica. L'ira di Zaia che striglia i veneti e chiama, raccolta i sindaci, domani vertice per ordinanze comuni. Annunciato anche il ritorno delle tende riscaldate fuori dagli ospedali del Veneto. Speriamo non servano, dice Zaia, ma ci prepariamo al peggio. Assurda tragedia sul cavalcavia di San Giuseppe a Treviso. 62enne fruttivendolo di Sannona di Piave muore trafitto dalle sbarre di metallo della sponda di un altro camion apertasi nella corsa. Caccia al responsabile o ai responsabili della bomba carta esplosa ieri sera a Treviso davanti al PAM. Telecamere al setaccio, stamane convocata d'urgenza una riunione in prefettura. Pattugliamenti contro i ladri. Il sindaco di Santa Lucia di Piave, nonostante gli avvertimenti del prefetto di Treviso, ha deciso di andare avanti. Mercoledì alle 21:15 su Antena 3, Benedizione dal cielo, il documentario sulla straordinaria giornata dello scorso 13 giugno, quando le celebrazioni della festa di Sant'Antonio sono entrate nelle vostre case grazie alla lunga diretta di Media Nord-Est. Buonasera, ben ritrovati in diretta come sempre. Questa è l'edizione di TG Treviso. Avete sentito nei titoli la notizia davvero di pochi minuti fa: il Veneto non passa in zona arancione, almeno per ora, al contrario invece di Abruzzo, Basilicata, Liguria, Toscana e Umbria. Queste le dichiarazioni del Ministro della Salute Roberto Speranza, che firmerà in serata un'ordinanza. Attenzionata domani la Regione Campania. Ora sono al vaglio tutti i dati che riguardano le varie regioni per decidere i vari passaggi nelle diverse fasce, ma la notizia che vi possiamo dare è che per ora, almeno per adesso, il Veneto rimane in zona gialla, dunque non passa alla zona arancione. I dati sono comunque preoccupanti, continuano ad aumentare i casi di Covid-19, sono 2.228, pensate, i casi di positività in tutto il Veneto e 463 soltanto nel Trevigiano nelle ultime 24 ore. 5 sono stati i decessi ospedalieri. Si tratta di pazienti affetti anche da altre patologie che hanno tra i 70 e i 92 anni. Comunque sono questi i numeri: 211 posti letti occupati in terapia intensiva in tutto il Veneto. Ieri sera alla stessa ora erano 202, dunque in 24 ore sono aumentati di 111 unità anche i ricoveri in area non critica. E se questi sono i numeri, l'ammonimento da parte del presidente Luca Zaia nei confronti dei tanti trevigiani, veneti che in questo weekend si sono riversati nelle piazze, nei bar, sentite che cosa ha detto. Sono imbarazzanti le foto che hanno girato per questo fine settimana di piazze strapiene, mi spiace parlare così, di piazze di città, del Nevegal, di altri centri, dove comunque si vive come non ci fosse un domani. Per colpa di pochi, tutti rischiamo di rimetterci. Una domenica pericolosa, quella vissuta da troppi veneti per il governatore Zaia, che potrebbe avere ripercussioni anche sulla permanenza del Veneto in fascia gialla. L'appello oggi più che mai è quello di evitare assembramenti, la prospettiva chiara, i toni volutamente duri. O andare a passeggiare dove non c'è gente, o stare a casa. Altrimenti è inevitabile che ci daremo appuntamento alle porte dell'ospedale. E poi non veniteci a dire che c'è la brandina nel corridoio, che indignazione, ecco la civiltà, guarda come curano i pazienti. Ogni struttura organizzata ha un punto di non ritorno. Vi è chiaro? E per limitare gli assembramenti la Regione incontrerà nelle prossime ore i sindaci dei comuni capoluogo. Non si esclude una nuova ordinanza. Voglio confrontarmi con i sindaci prima e dopo vediamo cosa fare. L'altro fronte aperto è con il governo, con la richiesta di interventi straordinari per accelerare le assunzioni. Anche oggi mi hanno scritto 3-4 strutture che stanno andando al collasso per quanto riguarda il personale, perché c'è molto personale infetto. Altro capitolo, la contabilità dei tamponi, con la Regione che dalle prossime ore caricherà sulle piattaforme nazionali anche i test rapidi effettuati, circa 10.000 al giorno, e si prepara a rendere operativa l'app Zero Covid Veneto destinata ai soggetti in isolamento. Questo è il quadro aggiornato con un avviso ad aspiranti negazionisti o riduzionisti. Non veniteci a dire che è tutta un'invenzione.
perché muoiono una ventina di persone al giorno e non veniteci neanche a dire ma l'età, ma la comorbilità, ma le patologie, perché tutti hanno diritto di vivere. A questo tema è dedicato il sondaggio di Ring di questa sera, appunto l'esito verrà dato nel corso della trasmissione a partire dalle 21:15, ovvero le famose passeggiate del weekend. Allora questa è la domanda che vi poniamo: vietare le passeggiate nei weekend? Se la vostra risposta è affermativa, ovvero che sarebbe utile, chiamatelo 0422 16 26 691, se invece è negativa lo 0422 16 26 690, la chiamata è gratuita, ricordate che se trovate occupato il vostro voto è stato ugualmente registrato. E anche Treviso è stata presa d'assalto nel weekend, lo ha confermato il comandante della polizia locale Andrea Gallo, ma i trevigiani dicono: vogliamo il pugno duro, controlli e sanzioni per chi non rispetta le regole. Vede tanta gente che infrange le regole? No, che infrange le regole dopo le 18 questo non l'ho visto, ma ho visto assembramenti indebiti. Lei ha visto tanta gente infrangere le regole? Io sì, parecchio. Non è facile, noi ci mettiamo tutta la buona volontà, la gente però ancora non ha preso a essere sensibile. Le prime multe elevate dai vigili hanno sollevato come previsto un polverone di reazioni. La maggior parte dei trevigiani ora chiede il pugno duro contro chi, con i suoi comportamenti, va a vanificare lo sforzo che la maggior parte della popolazione sta portando avanti per scongiurare di scivolare in zona rossa. Dopo il caffè artistico e le multe elevate ad alcuni giovani a San Liberale, questo weekend i vigili non hanno rilevato irregolarità, ma sono proprio i gestori dei locali a testimoniare che ad infrangere le regole sono più spesso i giovanissimi. I giovani sono più diciamo tranquilli da sto lato. Se non c'è un castigo non gliene frega niente a loro, bisogna castigare. Ha ancora bisogno di uscire? Sì, tanto ci tiene. Come conferma il comandante della polizia locale di Treviso Andrea Gallo, nel weekend la città è stata presa d'assalto. Sabato pomeriggio e domenica pomeriggio, ma in modo particolare sabato pomeriggio, la città era pressoché piena di persone che camminavano, moltissimi ragazzi provenienti dai comuni vicini, però devo dire che ancora una volta la città si è dimostrata rispettosa delle regole, per cui tutti indossavano la mascherina e gli 16 agenti che hanno camminato per tutto il pomeriggio in città non hanno elevato nessuna sanzione. Rispetto del coprifuoco anche nella notte, come si vede nelle immagini, la videocamera mostra viale Nino Bixio a mezzanotte. Soltanto una multa elevata ad un cittadino albanese sorpreso ubriaco e in giro senza giustificati motivi. E oggi nel corso del punto stampa è stata anche data la notizia che tornano le tende riscaldate fuori dagli ospedali. L'ha data l'assessore Bottaccina, sentiamo. Annuncio che installeremo, l'assessore Bottaccin seguirà l'installazione di tende riscaldate fuori da tutti gli ospedali che saranno presidiati dalla protezione civile in caso di emergenza estrema, per avere anche delle tende di appoggio. Nessuna spettacolarizzazione, sottolinea il presidente Zaia, ma vogliamo essere preparati a tutto. Ecco perché proprio come a marzo torneranno davanti agli ospedali le tende riscaldate. In marzo abbiamo montato 128 tende, più alcuni posti medici avanzati, e ovviamente in base anche alle esigenze dei singoli ospedali, quindi in base a quello che ci viene segnalato dal direttore generale della specifica ULSS. Procederemo con il riallestimento laddove è necessario, anzi stiamo già sono già in montaggio, non mi ricordo più dove, però nei prossimi giorni ci sarà l'allestimento delle tende presidiate con i volontari e poi dopo ovviamente mettiamo a disposizione della sanità e quindi della struttura ospedaliera per le necessità che dovessero emergere. Appena veniamo chiamati noi le montiamo. Ovviamente abbiamo chiesto ai direttori generali che ci dicano dove servono e quando servono, in base a quel programma dopo noi le monteremo nei prossimi giorni. Insomma. Per quanto riguarda l'ULSS 3 Serenissima, ad esempio, la richiesta è già stata presentata per tutti gli ospedali. In alcuni, come Villa Salus e il Civile di Venezia, sono già presenti. Dove mancano saranno fatte installare. Anche l'ULSS 4 ha fatto richiesta.
Le tende, quelle standard da 8 posti, potrebbero avere diverse funzioni. Per i triage, la presa in cura dei pazienti, un punto d'appoggio per il personale sanitario. Noi le montiamo a supporto della sanità, quindi dove ci dicono di montarle le montiamo, presumibilmente, presumo di sì, le richieste che sono arrivate fino adesso sono nei pressi del pronto soccorso. Adesso apriamo la pagina della cronaca, una tragedia. Questa mattina ha perso la vita un fruttivendolo di 62 anni di San Donà di Piave in un incidente, un tragico incidente avvenuto appunto a San Giuseppe sul Cavalcavia. Come ogni mattina la guida del camion frigo stava andando a caricare la merce al mercato ortofrutticolo di Treviso. Ma al mercato Giorgio Amadio, 62 anni, fruttivendolo di San Donà di Piave, non è mai arrivato. La sua vita si è spezzata sul cavalcavia di San Giuseppe poco dopo le 6 del mattino. Assurda quanto terribile la dinamica della tragedia. Secondo una prima ricostruzione della polizia locale, il camion di Amadio stava procedendo in salita. Sulla corsia opposta proveniva un furgone che aveva appena caricato la merce al mercato. All'improvviso, pochi istanti prima che i due mezzi si incrociassero, la sponda laterale del furgone si è aperta verso il centro della carreggiata. I profili in metallo come lunghe lance sono penetrate nella cabina del camion di Amadio all'altezza della testa del conducente. Per il 62enne non c'è stato nulla da fare, è morto praticamente sul colpo. Il camion si è fermato qualche decina di metri più avanti, appoggiandosi al guardrail. Sul posto, oltre ai vigili urbani di Treviso, sono intervenuti i vigili del fuoco ed i sanitari del 118. Giorgio Amadio era molto noto a San Donà, dove gestiva con la moglie Lucia uno storico negozio di ortofrutta. L'anno scorso era andato in pensione, ma vista la situazione difficile in seguito alla pandemia e le richieste della clientela di continuare a dedicarsi a quel lavoro che con tanta passione e professionalità aveva svolto per tanti anni, aveva deciso di continuare ancora per un po'. Una vita dedicata al lavoro e soprattutto alla famiglia, alla moglie Lucia e ai due figli Elison e Federico. Poi c'era la passione per lo sport, il calcio, al quale si era dedicato prima come giocatore e poi come allenatore dei ragazzi. Profondo il cordoglio per la sua scomparsa nella comunità sandonatese. La data dei funerali non è ancora stata fissata, in attesa che arrivi il nulla osta dell'autorità giudiziaria che indaga sulla tragedia. Ancora sulla strada c'è stata una mattinata di disagi, questa volta siamo sul Terraglio, chiuso al traffico in entrambe le direzioni questa mattina per permettere il recupero di un mezzo pesante finito in un fossato. L'incidente è avvenuto all'altezza di Preganziol. Nessuna grave conseguenza per l'autista del camion, ma la viabilità nelle due direzioni è provvisoriamente indirizzata sulla rete locale. Sul posto le squadre ANAS, i vigili del fuoco, le forze dell'ordine e il soccorso meccanico per la gestione dell'emergenza. Ed è caccia al responsabile o ai responsabili della bomba a carta esplosa ieri sera a Treviso davanti al PAM. Questa mattina è stata convocata in prefettura una riunione d'urgenza. Si è sentito bello forte, è stato un colpo, perché con quello che sta succedendo in questi giorni diciamo che non se lo aspettava nessuno. A nemmeno 24 ore dallo scoppio che ha fatto tremare Piazza della Borsa ieri sera, l'unica certezza è che non si sia trattata di una ragazzata. L'ordigno fatto esplodere davanti al PAM era una bomba a carta. Gli effetti della deflagrazione questa mattina erano sotto gli occhi dell'intera città, con i piombini che hanno letteralmente bucato la parte della navata antistante il supermercato e scalfito in maniera importante il vetro antisfondamento del supermercato. Questa mattina tutto è tornato alla normalità con il via vai dei clienti, l'area trasennata dalla polizia. Impossibile non fermarsi davanti a quel vetro o vedere i danni che lo scoppio ha fatto anche sul pavimento, scalfendo anche quello. Avrebbe potuto trasformarsi in una tragedia. Scossa la comunità, con molti trevigiani che oggi sono arrivati sul posto soltanto per constatare con i loro occhi l'accaduto. Ho visto con terrore forse un ritorno agli anni di piombo, quando c'erano le esplosioni negli anni 60-70. Spero di no, però sia soltanto. Io credo che sia una ragazzata. Da 10 ragazzi che sono in giro perché hanno messo una bomba a carta, poi è stato un attentato vero, qui sarebbe venuto giù il condominio. Questa è una zona buia, va controllata. Sicuramente è una zona in cui si concentrano molto spesso, in varie giornate, soprattutto nel fine settimana,
tutta una serie di soggetti, diciamo, che creano disordine e confusione. Questa mattina alla riunione in prefettura, alla presenza del questore, le indagini sono partite. Ieri sera sul posto sono arrivati gli uomini della Digos, 3 pattuglie dei vigili e la polizia. La circolazione delle auto è stata interrotta per alcune ore. Questa mattina in prefettura era presente anche il sindaco Mario Conte. Non una bravata, qualcosa di ben più grave, qualcosa che ci preoccupa, ma adesso le forze dell'ordine stanno indagando con la speranza di poter individuare il colpevole. Tutte le piste sono aperte. Qualcuno avrebbe potuto intenzionalmente aver voluto colpire proprio il supermercato, ma perché? L'area è videosorvegliata, le telecamere sono attive H24. Ci tengo ad evidenziare come proprio quel quadrante con Piazza Borsa in particolare e via Fiumicelli siano oggetto di pattugliamento costante da parte della polizia locale e di tutte le altre forze dell'ordine. Nel tavolo di sicurezza di questa mattina ho comunque chiesto di incrementare ulteriormente la presenza delle forze dell'ordine da Piazza Borsa alla stazione. Andiamo a Conegliano adesso. Sono state protocollate questa mattina le dimissioni dei 13 consiglieri comunali che venerdì sera hanno portato alla caduta dell'amministrazione di Fabio Chiesse. Il fascicolo è stato inviato dal segretario comunale Gianpietro Cescone in prefettura a Treviso tramite PEC. Nelle prossime ore il prefetto Maria Rosaria Laganà sceglierà il nuovo commissario che traghetterà la città del Cima verso nuove elezioni. Andiamo invece adesso a Santa Lucia di Piave, pattugliamenti contro i ladri. Il sindaco, nonostante gli avvertimenti del prefetto di Treviso, dice andiamo avanti. 25, 26 sarà, non so, ci sarà anche 50, anche donne, sia chiaro, abbiamo veramente un gruppo di persone. Vuol dire che i cittadini sono rotte le scatole, questo è poco ma sicuro. Le telefonate giunte in comune a Santa Lucia di Piave per partecipare ai controlli del territorio sono numerose. A chiamare molti giovani, ma anche alcune donne e persino un consigliere comunale di opposizione. L'adesione supera le aspettative, la soddisfazione, anche se celata dietro alla mascherina del primo cittadino, è evidente. Dalle adesioni ora si passerà in tempi ragionevoli ai pattugliamenti. L'iniziativa però preoccupa fortemente l'esponente del governo, il prefetto di Treviso, Maria Rosaria Laganà. È un mese abbondante che siamo costantemente nei weekend e anche oltre rapinati in casa. Qualche cittadino anche 2 visite ha avuto. Allora i cittadini stessi mi hanno chiesto pattugliamo noi, andiamo in giro noi. I controlli dei cittadini sul territorio sono illegali, si tratta di iniziative folcloristiche e pericolose. Ogni ordinanza in merito sarà annullata. Chi esce dopo le 22 rischia la sanzione per chi viola il coprifuoco, ha tuonato il prefetto. Scusatemi, il prefetto non è stato avvertito che i furti avvengono dalle 6:30 alle 9, 9:30 per lo più. Però noi rispetteremo il coprifuoco, non devono mica essere messi a rischio di sanzione i cittadini. Per Zunski la misura è colma da tempo. Ronde o pattugliamenti, l'iniziativa andrà avanti lo stesso. Da quando qua è vietato camminare per le strade di un paese, soprattutto del nostro paese, ma questa mi giunge nuova, credo che il prefetto si stia arrogando dei poteri che non ha. Andiamo in pubblicità, ci vediamo tra pochissimo. Eccoci ben ritrovati, ripartiamo con Asolo, con i carabinieri che hanno arrestato un 19enne scoperto accedere della droga a un minore. A Cornuda i carabinieri della stazione di Asolo, nell'ambito di attività di indagine e di contrasto alla diffusione di droghe, hanno arrestato sabato scorso in flagranza di reato un 19enne operaio del luogo. L'uomo è stato bloccato dai militari dell'Arma subito dopo aver ceduto una dose di MDMA a uno studente 16enne della zona. Dopo il fermo, lo spacciatore è stato sottoposto a perquisizione personale e domiciliare. In totale i carabinieri sono riusciti a trovare un piccolo magazzino dello spaccio, 5 grammi di MDMA, 3 francobolli di LSD, 22 grammi di marijuana, 1 grammo di cocaina, 1,5 grammi di hashish, 1 grammo di chetamina, 0,5 di anfetamina, una pastiglia di ecstasy, oltre a 48 pastiglie di vari psicofarmaci. Il 19enne ora si trova agli arresti domiciliari. Nel pomeriggio a Roma l'addio al batterista dei Pooh Stefano Dorazio. Per noi nella capitale c'era Lucio Zanato.
L'applauso dei tanti fan accorsi in Piazza del Popolo ha salutato oggi pomeriggio a Roma Stefano Dorazio. Un vero e proprio abbraccio fatto di tanti lacrime e canti spontanei che hanno accompagnato l'entrata della salma nella chiesa degli artisti. Oltre alla moglie Tiziana, visibilmente provata, i 4 compagni di oltre 50 anni di vita, tra musica, tournée e tanta solidarietà. Un uomo generoso, il motivo ricorrente nell'omelia di Don Walter Insero, che ha percorso con parole lievi la vita di Stefano, il dono della musica, le sue tante opere buone fatte senza clamore, un'umanità che non sarà dimenticata per un romano che con il saluto laico in piazza del Campidoglio e il corteo funebre tra le piazze principali della capitale ha ottenuto gli onori della sua Roma, ma soprattutto della sua gente. Ed ora andiamo a Valdobbiadene in una domenica al ristorante dove, come per magia, come cameriere arriva un consigliere regionale. Lei lo sa che è stato servito da un consigliere regionale? Buonasera. Buonasera. Lei lo sa che è stato servito da un consigliere regionale? No. Signora, lei lo sa che l'ha servito un consigliere regionale? No. Non l'ha riconosciuto quasi nessuno, ma dietro la mascherina nera a correre tra i tavoli di questo ristorante a mezzogiorno c'era il consigliere regionale di Fratelli d'Italia ed ex vice sindaco di Valdobbiadene Tommaso Razzolini. Una vera e propria sorpresa per gli avventori del locale, forse più presi a gustarsi le pietanze che a scoprire chi in realtà gliele serviva. Del resto, per Razzolini questa non è stata l'esperienza di un giorno, ma l'impegno preso da anni con il titolare e con lo spiedo. Ma cosa ci fa un consigliere regionale a fare il cameriere? Ma quello che si faceva prima si fa anche dopo. Sì, beh, ma adesso lo stipendio è cambiato, però. Vabbè, ma questo non vuol dire, non bisogna mai dimenticarsi da dove si proviene. Un impegno con il titolare, ma anche un modo per testare con mano, portando i piatti tra i tavoli, l'umore dei veneti. È giusto che un consigliere regionale faccia il cameriere? Certo, così impara cos'è il lavoro. Lo sa che è stato servito dal consigliere regionale? Sì, lo so. Beh, insomma, non capita tutti i giorni. Non capita tutti i giorni, un bravo ragazzo ha voglia di fare. Ed è giusto che faccia per il territorio. Il Veneto prima di tutto. Farebbero bene i consiglieri regionali a fare i camerieri ogni tanto. Sì, è giusto che anche loro provino cosa sia lavorare anche loro. E con stipendi di 1.200 euro. Anche a lavare i piatti, non solo a fare i camerieri, anche a lavare i piatti. Andiamo a vedere le notizie che arrivano da Belluno. Allora, in apertura i dati di Belluno sono 153 i nuovi positivi con 75 ricoveri in terapia subintensiva, invece sono 6 ricoveri in terapia intensiva e 4 le persone decedute, fra loro un 73enne ricoverato nel reparto di pneumologia al San Martino, e parte proprio da qui, da questo reparto, il nostro viaggio. Istantanee registrate a debita distanza oggi all'ora di pranzo nel reparto di pneumologia Covid del San Martino. Qualcuno dei pazienti potrà mangiare qualcosa, per altri l'alimentazione è impossibile. In questo momento l'ospedale San Martino di Belluno ha suddiviso l'accoglienza dei pazienti Covid in diverse aree a diverse intensità di cura. Su un potenziale sostanzialmente di 80 posti letto, ne abbiamo occupati praticamente tutti. Il dottor Muzzolon accoglie pazienti che hanno un'insufficienza respiratoria grave che deve essere supportata con la ventilazione non invasiva. Da lì le vie di uscita sono due: o la guarigione o il peggioramento delle condizioni che richiedono il ricovero in terapia intensiva e l'intubazione. L'età media dei degenti è di 67 anni. Questa è una patologia che ovviamente ha una mortalità più elevata nelle persone più anziane, ma che non risparmia anche persone in età relativamente giovane e senza anche rilevanti copatologie, perché alcuni dei pazienti che noi abbiamo ricoverati con un'insufficienza respiratoria piuttosto grave non hanno rilevanti copatologie, cioè sono persone per altri aspetti del tutto sane. Alla pneumologia subintensiva i turni di lavoro del personale sono massacranti. Lavorare in un reparto Covid significa rivoluzionare la propria vita professionale e personale. Qui nessuno gioca a Tetris dietro una scrivania, qui si fa la sauna dentro le tute per un tempo interminabile. L'impegno orario per poter chiaramente distribuire il carico di lavoro su più persone fa sì che di fatto
fatto devi appunto bloccare le ferie, i riposi non sono quelli usuali. Che l'ospedale sia sotto stress lo dicono i numeri che hanno costretto a una riorganizzazione delle prestazioni sanitarie. C'è non solo lo stress di dover rispondere in maniera ogni giorno molto intensa alle esigenze di malati Covid, ma anche la preoccupazione di non riuscire a seguire con la stessa accuratezza usuale i pazienti non Covid che hanno patologie complesse e che richiedono comunque assistenza. I reparti Covid non sono un palcoscenico e l'ospedale non è un teatro. L'unico sipario possibile qui si alza quotidianamente sulla realtà, che è quella di un virus la cui diffusione deve essere contenuta. Asintomatico è una persona contagiosa, punto e basta. Quindi è un dovere, morale quello di utilizzare tutte le misure possibili, mascherine e distanziamento, quindi evitare gli assembramenti, soprattutto per attività ricreative che non sono assolutamente indispensabili in questo momento. Così come i centri storici, anche la montagna è stata presa d'assalto questo weekend in quota, ma anche nelle piazze, e non sono mancate le multe. Sono state sanzionate 12 persone, tra le quali alcune perché si trovavano sedute ai tavoli in più di 4 persone, altre perché consumavano alcolici oltre l'orario di previsione di chiusura. È stato già chiuso un locale pubblico e un secondo locale pubblico lo stiamo rivalutando. Sono scattati alle 16 di sabato pomeriggio i servizi di controllo interforze coordinati dalla Questura di Belluno, a cui hanno preso parte anche gli agenti delle polizie locali dei comuni per la verifica delle disposizioni contenute nell'ultimo DPCM e delle regole previste nelle aree identificate dal colore giallo. In generale le persone hanno dimostrato un atteggiamento collaborativo e di comprensione anche della normativa. Ovviamente se siamo arrivati alle sanzioni vuol dire che ci sono state delle situazioni in cui questa normativa non è stata compresa. Sabato sera, attorno all'orario di chiusura dei bar, il centro di Belluno brulicava di gente quasi come fosse il giorno della fiera per il patrono. Turisti a frotte domenica in ogni luogo della provincia, dal Nevegalla citato dal presidente Zaia durante il punto stampa odierno, al Cadore, dall'Alpago all'Agordino. Considerata la situazione in particolare della nostra provincia, in cui purtroppo è aumentata esponenzialmente il livello dei contagi, bisognerebbe che le persone comprendessero, anche attraverso l'aiuto appunto dei media, che è il momento di, considerare comportamenti ragionevoli. Non stiamo dicendo di non fare assolutamente nulla, perché la normativa prevede che si possano fare molte cose, compreso portare fuori il cane, magari forse non alle 22.01, ma magari alle 21.40, se proprio uno lo deve fare, visto che la normativa dice che alle 22 dovremmo essere tutti a casa. I controlli delle forze dell'ordine hanno interessato un'ottantina di esercizi commerciali, andranno avanti non solo nel prossimo weekend, ma in tutte le 24 ore di ogni giorno della settimana. In un momento così difficile per tutta la popolazione vi proponiamo il documentario Benedizione dal cielo, che racconta la lunga diretta del giorno di Sant'Antonio, il 13 di giugno, che Media Nord-Est ha ripreso per appunto tutta la giornata con il volo del santo dal cielo. Allora la manderemo in onda alle 21.15 mercoledì sera. Il santo che sorvola la sua gente d'un paese prostrato dalla pandemia dopo mesi di dolore, paura, isolamento, l'immagine di Sant'Antonio che nel giorno dedicato alla sua festa, nell'anno del Covid, continua dall'alto a rimanere tra la sua gente, è destinata a rimanere nella storia del Veneto. Un evento straordinario, quello dello scorso 13 giugno, che in moltissimi hanno potuto seguire in diretta grazie allo straordinario lavoro dei giornalisti e dei tecnici di Media Nord-Est che hanno seguito ogni passo in terra e in cielo di quell'indimenticabile giornata. Una giornata di emozioni che ha visto il busto dorato contenente la reliquia di Sant'Antonio levarsi in volo per dare ancora una volta la sua benedizione alla città di Padova e alle genti venete colpite dal coronavirus, dalla zona rossa di Vo fino al Covid Hospital di Schiavonia e alla casa di riposo di Merlara. Seguiamo l'arrivo di Sant'Antonio all'ospedale di Schiavonia, la reliquia che porta con sé e la massa corporis che ha benedetto tutto il territorio di Padova fino a questo momento.
Ora tutto ciò diventa un documentario che condensa in meno di un'ora la carica emotiva e spirituale di quella lunga ed emozionante giornata di giugno, per portare ancora una volta il messaggio del santo e la sua benedizione dal cielo. Ed è proprio questo il titolo del documentario, che verrà trasmesso mercoledì 11 novembre alle 21:15 su Antenna 3. Le immagini, le voci, i volti, le storie di fede e devozione per ricordare la vita e le gesta di Fernando, il frate francescano che scelse il nome di Antonio e diventò santo, il più amato e venerato della cristianità, Antonio da Padova, il santo. E questa sera invece l'appuntamento è con Ring 21:15 con Ferdinando Avarino e i suoi ospiti. Ci saranno Lamberto Barzon, presidente Ordine Veterinari del Veneto, poi Giacomo Possamai per il Partito Democratico, Riccardo Barbisan, Lega Nord, l'onorevole Francesca Businarolo, Movimento 5 Stelle. Alle 10 si aggiungerà Mario Conte, sindaco di Treviso, e alle 22:30 Fabio Chies, già sindaco di Conegliano. Non perdete allora l'appuntamento con l'informazione. E come sempre ci lasciamo con le previsioni del tempo. Grazie per essere stati in nostra compagnia. Buona serata. Il cuore vive finché ha qualcosa da amare, così come il fuoco avrà qualcosa da bruciare. Bentrovati al meteo. Nella giornata di martedì 10 novembre potremo ancora lasciare a casa ombrello e cappotto. Al nord-est persiste infatti un regime di alta pressione. La situazione nel dettaglio. Sul Veneto al mattino, sulle pianure meridionali e nei fondovalle sarà possibile la formazione di qualche foschia o nebbia, ma con il passare delle ore sarà in dissolvimento. Ampio soleggiamento altrove, con cielo che al massimo si presenterà poco nuvoloso. Temperature stazionarie e tutto sommato miti, minime fino a 8 gradi, valori massimi invece tra i 15 e i 16 gradi all'incirca. Ci spostiamo ora sul Friuli Venezia Giulia, dove non cambia lo scenario, anche qui tanto sole su tutti i settori, il cielo sarà sereno o al massimo velato. Temperature minime tra 5 e 8 gradi, massime comprese invece tra i 15 e i 16 gradi. Infine, situazione simile anche sul Trentino Alto Adige, con la costante presenza del sole, locali addensamenti ma del tutto innocui. Temperature minime sui 4-5 gradi, massime sui 16 all'incirca. Dal meteo per ora è tutto, vi auguro un buon proseguimento in compagnia di Antenna 3. Arrivederci. Il talento è scintilla, il genio fiamma.